Ladri seriali, due soggetti albanesi di 31 e 40 anni arrestati dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, ritenuti responsabili di aver rapinato un addetto alla segnaletica stradale della provincia di Treviso. Tutto è successo il 26 luglio, mentre la vittima dell'episodio rocambolesco era intenta ad aggiustare la segnaletica sulla SP 635 a Tovena di Cison di Valmarino. A quel punto uno dei due malfattori gli ha rubato il marsupio dall'abitacolo del furgone ed è salito a bordo di un'Alfa Romeo 147 guidata dal complice. L'operaio, nel tentativo di recuperare i suoi averi, si è aggrappato al cofano dell'auto in fuga, poi cadendo, ma è riuscito a riprendersi il marsupio che nel frattempo era stato gettato dal finestrino dell'Alfa. Fondamentali per le indagini i sistemi di videosorveglianza della zona, tra cui un distributore dove i malfattori si erano fermati a fare benzina. Le indagini sono state avviate grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nonché il riscontro dei movimenti dell'autovettura e delle dichiarazioni della vittima. Ma non solo, l'Alfa, intestata ad un loro connazionale, è risultata presente in altri luoghi compatibili per tempistiche con altri furti. I due soggetti hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio, nella fattispecie furti in abitazione, e grazie all'analisi dei movimenti dell'autovettura in uso, l'Alfa Romeo, siamo riusciti a risalire, oltre alla rapina avvenuta a Cison di Valmarino, anche a furti in abitazione avvenuti tra le province di Pordenone e Treviso. In particolare un tentato furto avvenuto il 9 luglio in un'abitazione in provincia di Pordenone con i proprietari che l'hanno messo in fuga e due furti commessi l'11 agosto in un'abitazione e in un'azienda agricola di Gaiarine. Per loro è scattata la misura di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso.